Zabeo, che cosa ne dice di queste osservazioni, quindi alla luce invece delle vostre analisi, dei vostri dati? Che cosa avete elaborato? Rientra in quanto abbiamo visto o no? Sì, rientra nel senso che ci troviamo di fronte, a nostro avviso, a una ripresa statistica, perché siamo a livelli di 0, ovviamente non ancora reale, la gente fa fatica a percepirlo perché veniamo da 7 anni di crisi pesantissima. Nel Veneto, ad esempio, abbiamo perso 10 punti di PIL, quindi una cifra spaventosa, che probabilmente noi abbiamo stimato che se i trend di crescita verranno confermati ritorneremo a una situazione pre-crisi, cioè quando eravamo nel 2007, probabilmente nel 2018, quindi ancora 3 anni sostanzialmente di rincorsa, di risalita per ritornare prima della situazione della crisi. Un po' tutti gli indicatori sono positivi rispetto, cioè ripeto, dello 0, quindi cresce il PIL, i consumi delle famiglie 1,1, 1,2, l'export sta andando molto bene, del resto insomma, la situazione è stata anche negli ultimi anni molto positiva, sono ripresi gli ordinativi nell'industria, il fatturato, la produzione industriale, un po' tutti quindi gli indicatori sono rivolti al bello, però insomma è ancora difficile riuscire in qualche modo a percepire questa ripresa, anche se va detto che nel Veneto rispetto al dato medio nazionale la disoccupazione sta scendendo, siamo al 6,6, ovviamente è un dato che è il doppio rispetto a quanto avevamo nel 2007 anno pre-crisi, quindi una situazione ancora difficile anche dal punto di vista occupazionale, però ripeto, se la congiuntura internazionale, perché io credo sia questo che in qualche modo favorisce la situazione, cioè l'euro basso e quindi ci consente di esportare molto, il fatto che i tassi di interesse sono molto bassi, che il prezzo del petrolio è ai minimi storici, quindi questa situazione congiunturale favorevole in qualche modo ci consente di crescere. Certo è, come spiegavate anche nel servizio poc'anzi, rispetto agli altri paesi europei siamo ancora a fanalino di coda, cresciamo molto meno degli altri, perché oggettivamente ci portiamo dentro tutta una serie di problemi e in particolar modo il dato medio nazionale è abbassato dal sud che purtroppo registra ancora una situazione estremamente difficile, quindi abbassa il dato medio nazionale. Però per il Veneto insomma, le cose sono abbastanza positive, ovviamente ripeto bisogna aspettare il 2018 per uscire completamente dalla crisi e ritornare a una situazione del 2007. Ecco, ma lei ha esternato adesso degli elementi positivi che di fatto insomma, si riscontrano, seppur molto, molto ancora labili e piccoli, ma un suo parere personale, quindi non da economista o da statista o da coordinatore della CGIA di Mestre, ma secondo lei questi fattori di miglioramento sono fattori esterni o fattori interni? No, l'ho detto appena adesso, poc'anzi lo ribadisco, a nostro avviso è dovuto alla congiuntura internazionale, perché mai come quest'anno, nell'ultimo anno, noi abbiamo avuto un euro molto debole nei confronti del dollaro e questo ha incentivato, agevolato ancor più le esportazioni. La nostra è una regione che ha una forte vocazione all'export e questo ha avuto ovviamente effetti positivi. Mai come quest'anno, l'ultimo anno, il prezzo del petrolio è ai minimi storici, il $50 a barile, forse anche meno, e quindi questo ovviamente ha tutta una serie di vantaggi per un paese e una regione come la nostra che è di trasformazione delle materie prime. E ovviamente poi abbiamo anche i tassi di interesse a livello BCE pari a 0, poco più, e quindi questo in qualche modo ha incentivato e ha dato anche un impulso agli investimenti anche nel Veneto, anche se purtroppo abbiamo perso 26 punti percentuali dall'inizio della crisi nella nostra regione, quindi anche qui abbiamo molta strada ancora da percorrere. Secondo me in gran parte sì. Per quanto riguarda l'occupazione, indubbiamente ha avuto un aspetto positivo la misura che ha messo in campo il governo l'anno scorso con la legge di stabilità, che è quella della decontribuzione completa per chi assume a tempo indeterminato e quindi per 3 anni non pagherà i contributi INPS. Però anche là, attenzione, un po' il saldo lo dovremo fare tra 3 anni, vedere se poi questi qua verranno confermati o meno, perché grazie poi all'introduzione del Job Act questi possono anche essere lasciati a casa il giorno dopo, una volta scaduti i 36 mesi, quindi non ci sono più i vantaggi. Sentenze della Cassazione, peraltro recentissime, contro i licenziamenti del Job Act. E adesso già cominciano adesso le prime giurisprudenze a fare
Restando sempre a questi dati, in modo che dopo possiamo entrare nel merito specifico, quali sono i traino e quali comparti quindi che hanno segnalato più la ripresa? Perché c'erano stati degli ambiti che erano crollati proprio in modo importante. Intanto il settore dei servizi collegato al turismo è andata molto bene quest'anno, soprattutto grazie al periodo estivo, che è stato un periodo molto importante per la nostra regione. Per quanto riguarda il manifatturiero va bene l'occhialeria, sta andando bene praticamente la plastica, la gomma, la chimica, la meccanica, i settori, l'alimentazione, l'alimentare. Chi invece sta andando male ancora le costruzioni, che risente praticamente una crisi complessiva, e in generale anche l'artigianato sta soffrendo molto, c'è ancora una caduta libera del numero delle imprese, siamo scesi a 132.000, abbiamo perso altre 2.000 imprese nell'ultimo anno, quindi è una situazione molto difficile. Ovviamente in generale cosa sta succedendo? Che essendo in grosse difficoltà i consumi, seppur anche in crescita, è chiaro che la stragrande maggioranza delle piccole imprese, in particolar modo gli artigiani e commercianti che vivono dal mercato domestico, vivono dei consumi delle famiglie, fanno ancora fatica. Chi invece è orientato verso i mercati esteri oppure lavora per altre aziende, eccetera, quindi quelle in qualche modo si sono salvate. Rimangono due grossi problemi: i tempi di pagamento. I tempi di pagamento tra aziende, tra pubblica amministrazione e aziende, continuano a allungarsi, e quindi questo non va bene perché mette in grosse difficoltà le aziende fornitrici. E poi il credito. Le banche, nonostante la forte iniezione di liquidità che è stata introdotta sia con il TLRO e la quantitative easing dalla BCE, i soldi non arrivano alle imprese. Nell'ultimo anno lo stock di prestiti, di impieghi alle imprese sono scesi di 3 miliardi nel Veneto, quindi vuol dire che nonostante le banche abbiano liquidità da iniettare, questi soldi non arrivano praticamente alle aziende, e che invece in questo momento ne avrebbero molto bisogno. Infatti, dopo vediamo quali possono essere i rimedi con l'onorevole Massimo Zanon. Si ritrova in questo, vi ritrovate in questa situazione? Assolutamente sì. Quindi non ridete troppo, non è che siete troppo... No, è un'analisi che va in linea proprio. A dare il giusto peso agli sforzi che sono stati fatti per rimettere in piedi una situazione italiana che comunque non sono ancora sufficienti, aiutata comunque dall'altra carta che noi abbiamo trovato sul tavolo negli ultimi 12-18 mesi, che è quella proprio che ci aiuta nell'esportazione, che ci aiuta con la Banca Europea e che ci aiuta con il petrolio. Quindi queste tre cose sono inconfutabili, nessuno può accreditarsele come una scelta strategica. Noi spesse volte con il governo siamo ancora critici, perché pensiamo che si poteva in questo tempo, proprio perché è favorevole, fare molto di più e nello stesso tempo anche iniziare a ragionare rispetto a qual è il futuro del Paese per il tipo di sviluppo che si vuol dare, se è ancora utile la piccola e media impresa o se si vuol pensare solo al grande manufatturiero. Perché a livello di statistica è evidente che oggi noi siamo rappresentanti di migliaia e migliaia di imprese che sono sempre state dei bancomat per i governi, che si sono susseguiti, e non si è capito che continuando così si fanno morire, ma non c'è l'alternativa e non c'è neanche la possibilità di impiego da parte di chi chiude e lascia il campo. E in questo senso quindi non c'è più il bisogno di immaginare dei favori, ma c'è da metterci uno stop al continuo e quasi giornaliero ormai refrain che c'è sempre qualcosa di nuovo da pagare. Non è mai finita per chi ha un'impresa la sorpresa che c'è sempre che da qualche parte uno si inventa una tassa, una scadenza, un'accise, e che poi alla fine fa pensare che il nostro interlocutore, che poi è la persona comune, l'interlocutore di tutti i giorni, la nostra clientela, è ancora consapevole dell'aspetto che se trova un prodotto a una certa cifra dai cinesi, lo vorrebbe comprare anche da chi fa imprese in maniera più tradizionale, ben dimenticandosi che noi dobbiamo rispettare tutte le norme e alla fine quel prodotto non costa come ai cinesi, ma costa a noi 3 volte tanto. È un assurdo che a livello governativo, a livello ministeriale, a livello di chi ci governa dovrebbe essere messo in chiaro, perché una cosa è sicura: nessuno può immaginare oggi di fare più il furbo, ma neanche più non è possibile che uno porti la croce
senza che poi alla fine venga riconosciuto questo tipo di ruolo. Il ruolo è che la piccola e media impresa, fatta a 100, quella che oggi è in Italia, anche nella grande trasformazione tecnologica che si sta, perché in questi 7 anni c'è un aspetto terzo, che mentre molte imprese hanno subito la grande crisi, il mondo ha corso lo stesso, quindi può darsi che oggi non ci sia più il prodotto per quel tipo di imprese che non ce la fanno più ad uscire dalle sabbie mobili. Noi non pretendiamo di salvare quello che non è salvabile, ma pensiamo che sia opportuno farle ritornare competitive, e allora ci vogliono i tagli, ci vogliono le scelte strategiche e la chiarezza dei rapporti. Fare l'imprenditore o avere uno stipendio a reddito fisso, per la stragrande maggioranza oggi delle persone non è che ci siano dei grandi benefici. Ecco, però e adesso infatti vedremo poi. Non è così invece nell'opinione pubblica. Presidente, mi è sembrato di cogliere come se l'attenzione fosse più sulla grande impresa che sulla piccola impresa, dalle sue parole. Si lavora spesso come un ragionamento industriale sul futuro del Paese, e ci si dimentica invece da dove parte il Paese. Le stesse leggi europee spesse volte vengono fatte immaginando come l'Europa unita fosse veramente tutto uguale. In realtà noi siamo diversi, forse unici nel panorama dei 27 paesi. Cosa chiediamo? Ma noi non chiediamo certamente che gli altri si adeguino a noi, ma non possiamo noi essere completamente messi nella spazzatura. In alcune norme, che qualche volta in queste occasioni che ci troviamo nei vostri studi abbiamo già sottolineato, quando si dice che l'Europa dice di fare delle cose e le facciamo solamente noi, vorrei capire dove sono state lette queste norme. Ecco, bisogna imparare a far sì che l'Europa diventi per noi motivo di regolamentare al meglio il fatto di essere impresa e di poter competere, ma dall'altra parte cerchiamo di non essere noi così cervellotici che per fare qualsiasi cosa in Italia, lo dice tra l'altro qualsiasi tipo di ricerca, è quasi da neuro. Assolutamente. Adesso abbiamo una pubblicità, perché dopo voglio dare la parola a questo riguardo anche al Presidente Confapi, perché poi vedremo i risvolti, quello che sta accadendo, e sentiamo un po' anche cosa dice l'onorevole, perché tanto il Presidente quanto Zabè hanno tirato fuori alcuni elementi che riguardano comunque provvedimenti governativi da prendere o meno. Prima di darle la parola andiamo rapidamente in pubblicità, così dopo è più tranquillo. Pochi secondi.